Heather McPallister. Entrata principale della ex OPP, via San Cilino Donatello, subito dopo la caserma dei Carabinieri. Qui ci troviamo in via San Cilino, alla nostra destra c'era piazzale Gioberti a circa 300 metri e lì c'è il portone da cui sono salito diverse volte con l'auto per arrivare al punto del ritrovamento di Liliana, strada percorribile in auto. Entrata laterale destra, solo pedonale, sopra i Carabinieri sita in via Beato Angelico. Dal punto in cui mi trovavo in via San Cilino si può subito prendere una salita, che sarebbe questa in via Beato Angelico, quindi si può imboccare questa prima di arrivare a quell'ingresso più grande da cui transitano le auto. C'è anche un'altra possibilità che permette di svoltare poco prima della caserma. Praticamente tu prendi la via Pagliaricci, e cosa sarà? 50 metri prima della via Beato Angelico, questo lo facciamo tutti per andare al distretto sanitario, e fai 50 metri di Pagliaricci, un po' di salita, e subito dopo giri in questa via che non so come si chiama e ti trovi davanti al portone pedonale laterale destro sopra i Carabinieri, che ha l'entrata proprio in via Beato Angelico. Via Beato Angelico, angolo via San Cilino, caserma dei Carabinieri, con le telecamere disattive la sera del 14 dicembre. Ingresso vicolo dei Roveri. Da lì, lungo la via Costantinides, si passa vicino a un primo edificio, e subito dopo c'è la casa di riposo Gregoretti, luogo di lavoro della testimone. È interessante notare come due testimoni che non si conoscono, perché anche loro come noi hanno appreso dalla reciproca testimonianza solo adesso, indicano un uomo con la barba bianca, quindi due persone sconosciute tra di loro indicano una persona con la barba bianca. Evidentemente questa persona con la barba bianca deve esistere, chiunque essa sia. Come vi avevo già detto stamattina, Vicolo dei Roveri è lungo solo 150 metri e porta a questo ingresso che vi introduce dentro il parco. 800 metri da questa porticina verrà ritrovata Liliana.
Adesso ci troviamo nella parte alta del parco, quindi in prossimità del luogo del ritrovamento, che avviene qui avanti a sinistra. Di fronte vediamo il Museo dell'Antartide. E qui, proprio da dove sta sbucando questa macchina, invece quella mattina un uomo con la torcia e forse una coppola stava risalendo la zona di Edward Weiss. L'avvistamento avviene in questo punto preciso. Attenzione perché l'uomo poteva anche provenire qui da sinistra. Questo è il punto esatto, le macchine provengono da destra, però c'è la strada a sinistra che offre molte possibilità. Adesso vi farò vedere una mappa spiegando un po' com'è la zona dall'alto.
La serpentina gialla indica il percorso delle auto, nonché la strada che ho fatto anche io ieri. Il puntino blu indica la posizione dell'uomo. Quella freccia nera indica le possibilità alternative. Vedete, tutte quelle strade possono condurre nella parte destra del Museo dell'Antartide e quindi sbucare poi all'ingresso del parco facendo una strada che non è la principale, cioè non è via Edoardo Weiss. Poi vedete in rosso anche il punto dove Liliana sarà ritrovato, quindi questa strada permette anche soluzioni poi alternative per raggiungere il punto del ritrovamento senza essere visti da chi transita in questa via. E qui proprio alla nostra sinistra c'è lo storico ingresso al parchetto dove Liliana sarà ritrovata esattamente qui a pochi metri. Ripeto questo concetto, andando qua dritto e poi girando a destra si può sbucare esattamente facendo un giro alle spalle del punto da cui proveniva l'uomo con la torcia e la coppola, visto dai testimoni. Via diretta, lungo via Vallis, fino ai bottini.